Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima, è un fucile Aramis K che è già lì a tiro dei primi, ha girato molto svelta Coffee Time B che va a condurre e lascia sfilare Beverly Trio. Come pronosticabile Beverly passa al comando e ora imposta il suo ritmo svelto. 15,3 per i primi 200 metri di corsa, Beverly Trio in vantaggio, seconda posizione per Coffee Time B. Poi Avica Chuck SM, quindi Zico, Crystal Dancer allo scoperto, si porta in scia Aramis e K. Poi ancora alla corda Brigitte Rock che però non cammina e sbaglia e quindi Briccone. E quindi numero 7 Brigitte Briccone Rock bello. squalificato. Si completano i primi 600 metri in 45,6, Beverly Trio all'avanguardia, Coffee Time B in seconda posizione, poi Avica Chuck SM. Di fuori sempre Crystal Dancer con in scia Aramis e K. Si completa il primo giro a tutta velocità di Beverly Trio in un minuto spaccato. Si mantiene sempre 3 lunghezze avanti a Coffee Time B. Di fuori c'è Crystal Dancer con in scia Aramis e K. Lo schema ovviamente non cambia perché Marco Stefani sta imponendo il suo ritmo alla corsa e Crystal Dancer piano piano cerca di farsi sotto, portandosi sempre in scia Aramis e K. Alla corda Coffee Time B precede Avica Chuck SM, quindi Zico, Briccone bello. 1,28,8 i 1200 metri, ha sparato ancora un bel parziale sotto alle tribune Marco Stefani, che cerca di non farsi venire addosso nessuno, la piegata in 14,8. In evidenza Beverly Trio, Coffee Time B nella sua scia, poi Avica Chuck SM, Aramis K che prova a mettersi ora in moto a 500 metri dalla conclusione, non è facile recuperare però con queste pedalate davanti. 1,57,8 il primo miglio di Beverly Trio che è sempre seguita da Coffee Time B, poi Avica Chuck, quindi Aramis K in mezzo alla pista prova ad impegnarsi Zico, sposta Coffee Time B dalla schiena di Beverly Trio e va ad attaccarla, è in vantaggio Beverly, Coffee Time che attacca, poi Aramis e Zico a centropista, passa Coffee Time B, Coffee Time in vantaggio, Zico che prova ad andarla a prendere, Coffee Time B si rende intangibile, vince nei confronti di Zico, al terzo Aramis K. 1,14,3 il ragguaglio cronometrico. Perfetto Davide Cangiano con Coffee Time B, Ciro De Cristofaro alla training, Michele Coccia alla proprietà della 5 anni da Man of Many Mission che segue tutta strada Beverly Trio, sposta nel finale, la travolge, vince nettissima dalle retrovie, recupera bene Zico per il secondo posto, al terzo finisce Aramis e K. La pacca sul posteriore, il ringraziamento di Davide Cangiano alla sua Coffee Time B che a 50 contro 1 vincono la settima corsa dal Savio di Cesena. A te Nicole.